L'economia della Marca tiene botta e continua a galleggiare bene, almeno rispetto alle altre province italiane, anche dopo un terribile settennato di recessione. Lo rileva uno studio del Sole 24 Ore, secondo il quale Treviso è la 12ª provincia in Italia ad aver meglio assorbito gli effetti devastanti della crisi. In Veneto a far meglio solo Vicenza, prima in Italia, e Verona. I 10 indicatori presi in considerazione per la speciale classifica vanno dagli acquisti di automobili al costo della casa, dalla spesa in farmacia all'aumento del reddito pro capite. Pur non essendo in nessuna delle top 10, Treviso si difende, secondo Confartigianato, grazie alla sua particolare struttura produttiva. Un manifatturiero diversificato che ha già scontato prima, pensiamo al nostro abbigliamento, alcuni dimagrimenti, perché noi abbiamo la meccanica, abbiamo il mobile, l'abbigliamento, l'agroalimentare, cioè settori in cui c'è un frazionamento del rischio e comunque una forte presenza di export. Ben peggio è andata invece a province, la cui produttività è legata a doppio filo ai grandi colossi industriali. Certo, nello studio mancano altri indicatori importanti come la propensione all'export o i dati sulla mortalità delle imprese. Imprese, soprattutto quelle piccole, che sono state letteralmente falcidiate nel nostro territorio. Dalla Confcommercio arriva infine un appunto sui consumi. Difficile vedere un'inversione di tendenza finché tasse e gabelle gravano così tanto sulle tasche dei cittadini. Se lo Stato lucra da tutte le parti, da qualche parte impari anche a fare economia e a fine potremo essere tutti più competitivi, con un mercato del lavoro meno costoso, con una burocrazia per tenere le imprese aperte meno costosa e soprattutto più capaci anche di creare posti di lavoro.